anche Radio Libertà, canale 252. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora arrivano pessime notizie da tutti i fronti di guerra, diciamo, che infestano questa nostra contemporaneità, soprattutto quelli che purtroppo ci riguardano più da vicino. La guerra alle porte dell'Europa ha conosciuto in questi ultimi giorni un ulteriore salto di qualità in negativo. Ci riferiamo all'invio di truppe nordcoreane mandate da Kim Jong-un, il dittatore, l'erede della famiglia che tiranneggia sulla Corea del Nord da decenni, perché la Corea del Nord è una strana forma, diciamo, di pseudomonarchia stalinista. Comunque Kim ha mandato delle sue truppe a combattere fianco a fianco insieme ai russi in Ucraina. E questa è una notizia veramente dalla portata immane, non tanto per l'effettivo peso militare, diciamo, rimane un dubbio quanto le truppe di Pyongyang possano cambiare gli equilibri militari, diciamo, ulteriormente a favore della Russia sul terreno. Ma non è questo l'oggetto della preoccupazione, è potenzialmente ancora più grave, perché la presenza di soldati di Kim in Europa sostanzialmente, notizia un po' sottovalutata, diciamo, dai giornaloni in questi giorni, ma ripetiamo purtroppo dalla portata epocale, perché segna potenzialmente la saldatura tra i vari fronti potenziali di guerra mondiale, purtroppo, perché il fronte potenzialmente più incandescente, il fronte dove le istanze, le tensioni tra le due superpotenze, che oggi sono Stati Uniti e Cina, sono al massimo e potrebbero deragliare in una dinamica fuori controllo, è il fronte del Pacifico. Allora l'ingresso degli stivali di Kim in Ucraina rappresenta potenzialmente la saldatura tra fronte del Pacifico e fronte europeo, una cosa veramente agghiacciante. Il regime nordcoreano è, diciamo, sostanzialmente la bad company del regime cinese. Kim sopravvive e prospera lui, mentre il suo popolo è devastato da fame, miseria e campi di concentramento. Kim prospera esclusivamente grazie all'aiuto cinese e non muove un passo, figuriamoci un passo così rilevante sullo scacchiere geopolitico come mandare soldati in Ucraina, senza l'assenso quantomeno del Partito Comunista Cinese. È quindi evidente che è una mossa le cui implicazioni sono ancora più inquietanti dei suoi effetti, diciamo, al momento. C'è poi lo scenario medio orientale, dove purtroppo potrebbero essere smentiti tutti quegli espertoni di geopolitica che ci avevano detto, dopo la seconda controrisposta di Israele alla pioggia di missili e droni iraniani, sostanzialmente si regoleranno su un 2-2 e non ci sarà ulteriore escalation. Anche qui arrivano notizie e indiscrezioni molto inquietanti, tra cui un consigliere militare della guida suprema iraniana, Ali Khamenei, che dice potremmo cambiare la nostra dottrina nucleare. E questa frase è veramente inquietante, perché il corollario immediato, anche se inespresso, è che quindi l'Iran è già oggi in possesso di capacità militari nucleari, cioè ha già la bomba atomica, uno stato, una dittatura che teorizza da quando è nata e sequestra il popolo iraniano nel 79 la cancellazione dello stato degli ebrei dalla carta geografica, hanno l'atomica oggi. Questo scenario sarebbe
un ulteriore passo verso la tragedia in Medio Oriente, che ovviamente è ipso facto tragedia potenzialmente mondiale. E quindi due fronti già incandescenti stanno deflagrando e soprattutto potrebbero saldarsi con quello che è il fronte massimo della contemporaneità, il fronte del Pacifico, con annessa la faccenda di Taiwan nelle mire anch'essa del Partito Comunista Cinese. L'unica buona notizia in questo scenario è che si vota in America, come tutti sapete, martedì. C'è un candidato che potrebbe non solo stoppare la deriva di questo scenario, ma risolvere i focolai di crisi prima che si saldino in un mega focolaio. Questo candidato è Donald Trump. La nostra è una tesi, ma non è una buttado sparata da tifosi, perché ha radici nel primo mandato Trump. Cioè Trump, quando ha governato, ha dimostrato di saper non solo contenere, ma spesso azzerare le crisi globali, focolai bellici. Nei 4 anni di Trump, Vladimir Putin non solo non ha invaso l'Ucraina, ma non ha invaso nessun paese, non ha aggredito nessuno, ha dovuto tenere in casa propria le velleità tardo-imperialiste post-sovietiche. Perfino Kim è dovuto scendere più a miti consigli con Trump, che ha accettato di incontrarlo, e con un atto diplomaticamente irrituale, ma che lo ha messo nell'angolo, facendogli capire che gli esperimenti bellici nel Pacifico andavano fermati, e così è successo. In Medio Oriente Trump aveva messo l'Iran nell'angolo con la stesura degli accordi di Abramo, che stavano rivoluzionando l'area e stavano per innescare un ingresso dell'Arabia Saudita nella partnership con Israele. Non a caso la teocrazia totalitaria degli Ayatollah ha Trump nel mirino, se con i servizi USA addirittura ha dei piani per uccidere Trump. Questo dimostra quanto Trump non concederebbe spazio alla casa madre del terrore islamista, che è appunto a sede a Teheran. Quindi in mezzo a queste crisi che rischiano di aggravarsi, addirittura di aprire lo scenario, l'abisso, lo scenario irreversibile, per fortuna martedì si vota, per fortuna i sondaggi sono, anche se parzialmente, a favore di Trump, e quindi tutto quello che abbiamo descritto rappresenta un motivo globale più che valido per ribadire la nostra preferenza e dire ancora: Go Donald, go! Grazie a tutti, a lunedì.